Rieccoci, seconda parte della puntata domenicale del Sindaco Risponde. C'è qui con noi nei nostri studi il vice sindaco Andrea Micalizzi. Vice sindaco, nuovo spazio dopo la pubblicità e nuovo argomento. Parliamo di viabilità e di mobilità, temi fondamentali a Padova, soprattutto sul fronte del trasporto pubblico, con grandi novità che ci saranno da qui ai prossimi anni. Prima di affrontare l'argomento tram, che ovviamente ha delle novità, insomma, successe in città nell'ultima settimana, poi ve lo diremo, parliamo però di autobus, perché adesso ci stiamo concentrando tanto sul tram, però al momento e anche poi per i prossimi anni un pezzo importante della viabilità padovana sarà rappresentato dallo spostamento tramite autobus. Investimenti a cui insomma Comune e Bus Italia credono molto, investimenti che proseguono soprattutto sul fronte del rinnovamento della flotta. Certo, ma va detto questo, una città moderna è una città che si muove in modo veloce, in modo efficiente e in modo sostenibile. Noi da questo punto di vista stiamo facendo un grande investimento non solo sul tram ma su tutto il comparto. Si fa una grande discussione tra è meglio il tram, sono meglio i bus elettrici. Noi li utilizziamo tutti e due, sia il tram che svolgerà il ruolo di coprire le grandi tratte e quindi le linee di forza del trasporto pubblico padovano, ma anche i bus elettrici. Abbiamo con il PNRR rinnovato la flotta e piano piano stanno arrivando, nel corso di un anno arriveremo a completare la fornitura, ma arriveremo a 100 bus elettrici che gireranno in città e che completeranno, diciamo, armonizzeranno il sistema che il tram copre sulle sue direttrici. Questo perché vogliamo aumentare esponenzialmente, eccoli qua i nuovi bus elettrici, abbiamo la linea 16 che ormai è tutta elettrica, quindi non ha un autobus che funziona in modo diverso dall'energia elettrica. Dicevo, noi dobbiamo aumentare esponenzialmente il numero di persone che si muovono col mezzo elettrico, ma non perché dobbiamo inculcarglielo nella testa, ma perché il mezzo pubblico deve diventare un mezzo efficiente, al pari di altre città, di quando andiamo a Milano, a Parigi, a Londra o in altre città, insomma, in cui l'auto possiamo anche non utilizzarla perché abbiamo un mezzo pubblico che funziona e che ci porta dove vogliamo nei tempi che vogliamo. Le chiedo però, vice sindaco, poi la lascio proseguire col suo ragionamento, la città ha la capacità di sostenere anche proprio dal punto di vista della rete un numero così alto da cui i prossimi anni di autobus elettrici che arriveranno in città? Certo, perché noi vogliamo convertire tutto il nostro parco mezzi. Anche il tram verrà potenziato perché noi oggi lo conosciamo nella versione 3 casse, si dice alle riunioni tecniche, 3 vagoni. Gli addetti ai lavori dicono esatto, 3 casse. 3 casse, io la prima volta che ho detto, ma insomma sistemiamo anche l'impianto audio, com'è sta roba? Quindi i 3 vagoni che ha il tram, le 2 diciamo teste più quella in mezzo, i nuovi tram, quelli della linea SIR 2 e SIR 3 saranno a 4 casse, quindi 4 vagoni, un mezzo permetteranno ovviamente di portare più persone contemporaneamente, ma diventeranno a 4 casse anche il tram della linea 1. Okay. Quindi stiamo convertendo anche il Serie 1, guardate, non è un'operazione semplice, basta aggiungere un vagone, perché devi rifare anche le fermate del tram, certo, perché hanno, come dire, un'altezza e una lunghezza che sono conformi, diciamo, al mezzo. Questa è l'ambizione di una città che si muove in modo più facile, che si muove in modo sostenibile, ed è l'unica alternativa alla soluzione anche delle code e degli intasamenti che puntualmente ogni giorno si formano nella nostra città, soprattutto nelle strade di accesso, perché noi siamo una città, Padova, che vivesse solo con i suoi 210.000 abitanti, tutto sommato, il punto è che
ogni mattina Padova diventa una città da 500.000 di abitanti, perché dalla provincia si riversa come un po' in tutto. tutti i capoluoghi ovviamente. Forse però la differenza di Padova è che essendo una città con una certa conformazione non sarebbe naturalmente pronta a Io dico a che non sono ricevere tutti così i tante capoluoghi, persone. perché noi abbiamo una zona industriale che è tra le più importanti e più grandi d'Italia e questo genera un traffico. Chi è tutte le mattine in tangenziale est, nell'asse est-sud, se ne accorge, e quando si chiede alla Regione il potenziamento di quell'asse, e quindi stiamo avendo grandi disponibilità sulla 308, però è importante che anche tutto il resto del versante venga potenziato insieme all'Arcodigiano, è il sintomo di una zona industriale che attrae mica solo i padovani. L'ospedale è una delle aziende più grandi della città di Padova, noi abbiamo un ospedale che non hanno in tutte le città e questo significa anche tanta gente che si muove, e quindi penso a via Facciolati piuttosto che via Manzoni, cioè tutte quelle strade che da noi si intasano, e l'ospedale a est va anche in questa direzione, e la necessità di coprirlo con le infrastrutture viarie di collegamento. L'Università di Padova, anche questa diciamo attrae, quindi ecco, noi siamo una città che di giorno aumenta di molto la sua, non è con una rotatoria in più o allargando di una corsia una strada che risolve Certo, il va comunque problema. cambiata proprio la pianificazione, l'idea di città. Devi puntare molto sul mezzo pubblico, e il tram aumenterà esponenzialmente gli utenti. Certo. Pensate che dove noi abbiamo il tram, oggi il tram fa da solo un quarto degli spostamenti sul mezzo pubblico della città, un quarto, una linea sola. Questo significa che l'autobus è utilizzato, lì dobbiamo, come dire, aumentare le nostre performance, ma il tram invece funziona alla grande, quindi le due linee intersecate, interconnesse tra loro daranno grandi performance. Al momento, vice sindaco, un po' di traffico, ma inevitabile, lo generano i cantieri, i numerosi cantieri che sono presenti in città, proprio propedeutici alla realizzazione e all'arrivo del tram. Però buone novità da qualche giorno ci sono su via Gozzi, per esempio, una delle zone più delicate. In parte la strada è stata riaperta. Io, consentitemi, voglio ringraziare i padovani che hanno compreso lo sforzo che la città sta facendo in questi 2 anni, insomma, che i finanziamenti PNRR che abbiamo agganciato ci consentono un grande rinnovamento, ma dobbiamo farlo in questo periodo, perché il tempo è realizzare tutto entro il 2026, pena perdere i finanziamenti. Non vogliamo perdere un euro e quindi stiamo lavorando a sprombattuto. Quindi grazie per come dire, la convivenza anche, certo. Diciamo con i cantieri, che i cantieri iniziano da un disagio ma poi, come dire, finiscono e lasciano. Ecco, via Gozzi finisce una fase molto, molto intensa in un nodo viario non da poco. Guardate, siamo assolutamente consapevoli del tappo che quel cantiere da novembre di fatto ha costituito, insomma. Oggi però riapre in quasi la sua interezza. Do anche un dato. Sì. Noi abbiamo ormai cantierizzato oltre un terzo del SIR 3. Quindi diciamo, la seconda linea del tram, quella stazione Volta Barozzo, per intenderci. Quante volte si è detto ma si riuscirà a realizzare, siamo parte in ritardo, così stiamo, come dire, tenendo un ritmo che segna passo dopo passo le tappe in modo corretto. Siamo molto avanti con la realizzazione di quest'opera, e il SIR 2, l'est-ovest, già inizia i suoi primi movimenti di cantiere. Ecco che poi sarà quella da un certo punto di vista più impattante, perché è la più lunga, quindi lambirà i comuni della prima provincia, quindi Rubano da un lato, Vigonza dall'altro, e quindi ovviamente anche questo nei mesi creerà inevitabilmente un po' di disagi. Noi, vedete, insomma, periodicamente torniamo ad affrontare il tema legato alla viabilità, perché è centrale in città, da qui ai prossimi anni lo sarà assolutamente. Prima di chiudere, vice sindaco, le dico una data: giovedì 23 maggio 2024, una data importante per la città, perché vedrà l'arrivo di
tappa del Giro d'Italia. Vi state preparando? Tutti in sella, come Esatto. si suol dire, ma sarà una grande festa di sport, come lo sport sa fare, insomma, come lo sport sa coinvolgere passioni, ma anche riunire la città nei nostri colori, anche come dire, nel tifare per i nostri atleti, ma anche insomma stare nello spirito sportivo di una grande manifestazione storica importante come il Giro d'Italia. Per noi è un onore poterla ospitare, farà tappa in Prato della Valle. È un altro segno di centralità che questa città esibisce, mostra, faremo vedere alle telecamere del Giro d'Italia, quindi a tutto il mondo, la bellezza di Padova e la bellezza di Prato della Valle nello scorcio dell'arrivo. Sarà una giornata di festa che però declineremo poi in tutte le attività, come dire, vivibilità della città, perché in quei giorni Padova sarà, come dire, una Padova a pedali, in bicicletta, e quindi con associazioni, con anche le associazioni di categoria, le attività commerciali, insomma personalizzeremo tutto il contesto in una città dove anche la bicicletta ha una sua tradizione sia come mezzo di spostamento. Guardate che Padova sposta il 23% degli spostamenti urbani avviene con la bicicletta. Siamo tra i top a livello nazionale, e questo insomma oltre a una cultura sportiva della bicicletta piuttosto importante. Piccolo appunto però, vice sindaco, per una città così amica della bicicletta ci vogliono anche strade asfaltate per i ciclisti, che sennò rischiano anche un po' di farsi male. Ma questo periodo di cantieri porta anche questo, una città che ha, come dire, tante zone che sono in trasformazione. L'asfaltatura è sempre l'ultimo pezzo, l'ultima cosa che si fa, altrimenti bisogna venire. Penso alle strade dove per esempio ci sono i cantieri del tram. Faccio l'esempio che mi viene più comodo vicino a casa mia. Io abito a Volta Barozzo, via Pevesa, abbiamo chiuso i cantieri dei sottoservizi e oggi la strada si presenta con le cicatrici da cantiere. Non si asfalta subito, si deve attendere di completare, realizzare anche la rotaia, e l'asfaltatura sarà poi l'ultima parte. Ma se vado a Pontecorvo, comunque la strada risente del cantiere che si sta facendo lì intorno, e tante altre trasformazioni, Riviera Paleocapa, piuttosto che tutta una serie di sottoservizi che stiamo sistemando in giro nei quartieri. Però lo dico con grande onestà, perché poi non è che bisogna parlare solo delle cose, come dire, che funzionano. Noi in questa fase copriamo bene l'aspetto di città, come dire, che organizza il suo futuro nelle infrastrutture, tram, ciclabili. Stiamo investendo 1.200.000 euro che poi riportano anche pavimentazioni nuove, piazze e così via. Cioè un grande lavoro sulle grandi opere. A me sta a cuore mettere nel corso di questo mandato un bel contenitore che possa anche mettere in campo una grande infrastruttura, che è quella delle piccole cose, cioè un grande stanziamento che da qui ai prossimi mesi dobbiamo organizzare per fare la parte di manutenzione della città, e non penso solo alle strade, penso anche alle scuole e a altri edifici pubblici che hanno bisogno di una cura, diciamo, di miglioramento e di attenzione, di manutenzione. Ecco, questa seconda parte, oltre a quella delle grandi opere, insomma, chiude bene il percorso di questo mandato. E noi magari torneremo a parlarne quando tornerà nuovamente a farci visita, quindi gli studi del Sindaco Risponde. Siamo giunti al termine di questa puntata domenicale. Grazie per essere stato con noi al vice sindaco Andrea Michalizzi, grazie a tutti coloro che ci hanno seguiti. La linea adesso a Diretta Studio per seguire la sfida di Saria tra Monza e Napoli alle 14, mentre alle 18:20 torna tutti in campo il nostro Francesco Cocchiglia per la Serie C e per la sfida tra Lumezzane e Padova con i
Sindaco risponde, come di consueto torniamo martedì prossimo nella puntata delle 19. A tutti voi l'augurio di una buona giornata, arrivederci.